Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo nuovamente in una nuova partita multiplayer in compagnia del nostro Gerard con il suo fantastico esercito appartenente al vecchio Shogun, come il nostro ovviamente, nella stazione termale di Hubayu, una nuova mappa con fondi grande e un bel venticello di primavera che andrà a toccare le testicelle dei nostri fantastici uomini. Allora, per quanto riguarda il nostro esercito ragazzi, potete notare in prima linea ovviamente ci saranno due unità di schermagliatori d'azzardo, due fantastici tiratori scelti, ovvero un'unità di monaci guerrieri con arco e il team Popeye, ovvero i samurai dai Q. Quest'oggi proverò a utilizzare una nuova tattica, ovvero all'interno dello schieramento ci sarà presente un'unità di fucilieri provenienti dal futuro. Praticamente è una tattica che sto sperimentando. Essa consiste nel posizionare una parte di esercito su un determinato lato della mappa e un'altra parte sul lato opposto, in modo tale da rendere un po' la vita difficile al nostro avversario. Comunque questa mappa non l'ho giocata, anzi se l'ho giocata poche volte, comunque penso che sia una delle mappe più difficili del gioco nel cui muoversi. Allora, a meno che non mi ricordi benissimo, eccoci all'interno del campo di battaglia, adesso attendiamo che l'avversario arrivi immediatamente sul campo di battaglia, ma soprattutto in questa attesa vorrei augurarvi un ottimo Ferragosto ragazzi e soprattutto spero che possiate passare questo giorno in completa armonia e felicità. Adesso vi starete chiedendo come mai ci stai augurando, ci stai facendo gli auguri appunto un giorno prima, perché probabilmente, anzi quasi sicuramente domani non caricherò alcun gameplay, quindi questo sarà l'unico gameplay di oggi e in seguito caricherò i soliti due video giornalieri, a meno che non ci sia qualche imprevisto, nei giorni successivi. Allora, utilizziamo innanzitutto questa nuova tattica ragazzi. Questa nuova mappa intanto presenta due doji appartenenti quindi agli spadaccini e agli arcieri, non molto importanti, forse quello degli spadaccini può essere preso con più facilità dalla nostra nuova unità di fanteria. Innanzitutto posizioniamo gli arcieri in prima linea, in seguito i nostri lancieri per la protezione di essi, benissimo. In seguito vediamo un po' le 5 unità di katana che non sono molto potenziate, soprattutto per dare spazio ai nostri fucilieri che verranno messi alla nostra sinistra. E adesso possiamo immediatamente dar vita al primo gruppo che andrà a comprendere quindi il primo esercito, la colonna portante del nostro nuovo schieramento. In seguito le 3 unità di cavalleria sono 2 unità, ovvero piume bianche, gli sterminatori, cavalleria di monaci guerrieri con naghinata e una cavalleria del fuoco, chiamata dragoni del vento. Non dispongono dell'urlo di battaglia, però sono necessariamente abili nel combattimento. Il nostro generale ovviamente dietro le file in modalità formazione allargata per evitare qualche freccia di troppo. E adesso ecco la novità del nostro esercito: possiamo posizionare un'unità di ausiliari con naghinata, in seguito davanti dei fucilieri, in modo tale da rendere la vita un po' più difficile al nostro avversario, e selezioniamo un secondo gruppo. Benissimo, oggi non sono riuscito a caricare il gameplay di Formula 1 2011 ragazzi, però a breve arriverà, state tranquilli, soprattutto perché non ho avuto molto tempo. Comunque sempre meglio avere un po' di attesa, perché probabilmente sarà l'ultima gara, non ce ne sono altre, quindi nell'attesa del nuovo Formula 1. Allora, ecco il nostro avversario, a quanto vedo ha posizionato delle cavallerie sul lato sinistro, quindi possiamo inviarle immediatamente. Allora, queste cavallerie sono delle cavallerie con iari non potenziate, anzi anche delle grandi guardie, bene, anzi malissimo ragazzi, sono, vediamo un po', una sola grande guardia e in seguito tutto l'ambaradam che si sta avvicinando davanti a noi. Allora, dei monaci guerrieri con arco e ovviamente no, bene, non sono potenziati, non hanno 150 di portata e questo può essere un vanto. Degli ausiliari con naghinata nelle retrovie, dei monaci guerrieri con moschetto e degli ashikaru con spada lunga. In seguito ancora nodaki, bene, ci sono dei nodaki, anche un bel eroe monaco guerriero con Tetsubo. Una partita abbastanza equilibrata si presume ragazzi. Comunque cerchiamo di dare del nostro meglio come al solito. Avanziamo quindi in modalità con una bella marcia cadenzata, in modo tale da guadagnare terreno sul nostro avversario. Allora, adesso diamo un'occhiata al momento giusto, ci fermeremo e prenderemo vantaggio della collina e cominceremo a scagliare un bel po' di freccioline sulla testa dei nostri avversari. Ok, io direi che è il momento di fermarci e mandare una bella unità di lancieri immediatamente su questa parte di mappa. Vediamo se le nostre cavallerie possono stare un po' sull'attenti. Bene, avanziamo sempre con i nostri fucilieri. Attenzione ragazzi, mettiamo
spostiamoci un po' più avanti. Ottimi, vediamo di avanzare. Ecco, benissimo, adesso gli arcieri possono finalmente far fuoco. Ecco, il nostro nemico posiziona immediatamente degli ausiliari, però io direi che la cosa migliore da fare è colpire i suoi arcieri, visto che non dispongono della portata aumentata. Bene, avanziamo. Ok, siamo anche protetti dal nostro bosco, siamo in un'ottima posizione, speriamo di non perdere il nostro generale in posizione. Ok, ecco i nostri lancieri, possono essere messi nell'adeguata posizione. Benissimo, vediamo se possiamo iniziare a far fuoco. Eccoci, siamo arrivati, benissimo. Stanno innanzitutto conquistando il dojo dei samurai, ovvero per guadagnare un po' di attacco corpo a corpo, ma non glielo impediremo. Vediamo se possiamo farci strada ancora. Attenzione, maledizione, l'ho perso un attimo di vista. Scusate ragazzi, non ho visto che il maledetto aveva degli arcieri che non stavano facendo fuoco ai nostri. Mi sono un po' confuso, sono sempre abituato con i 150 di portata, quindi diamo un'occhiatina. Ma se prendono il dojo è un problema, quindi cerchiamo di darci... non so praticamente come prenderlo, perché se gli mando le cavallerie verranno necessariamente fatte fuori. Allora, possiamo iniziare ad utilizzare le nostre frecce infuocate, benissimo. Maledizione, ecco che il nostro avversario dispone dei moschetti, quindi cerchiamo di buttarglieli a terra prima di effettuare la nostra mossa. Bene, allora con questi arcieri, con questi fucilieri possiamo avanzare in questa posizione, benissimo, in modo tale da rompere un po' le scatole agli arcieri. Bene, 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 ecco che sta iniziando il vero conflitto a fuoco, anche l'avversario risponde, molto bene. Ecco le cavallerie avversarie, andiamo avanti ragazzi, soprattutto anche con i lancieri, possiamo fermarci, bene. Vediamo un po' quello che ha intenzione di fare il nostro avversario. Cerchiamo di colpire immediatamente gli Ashigaru. Ecco le cavallerie, possiamo posizionarle in guardia dei nostri uomini. Eccole che si fanno avanti. E adesso anche noi ci butteremo nella mischia. Andiamo, 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 andiamo. Non ne facciamo scappare nessuna. Andiamo. Bene, andiamo, andiamo. Ecco, forse qualcuno è scappata. Ehi, ma io qua mi sono dimenticato di avanzare ragazzi. Dannazione, andiamo in avanti. Mamma mia, che un attimo, un po' di suspense. Il nostro generale ovviamente lo manderemo in avanti. Incitiamo immediatamente la nostra unità di katana più in difficoltà e attiviamo immediatamente una bella chiamata, anzi scusate, una modalità fine alla morte per rompere un po' le scatole all'avversario. Bene, ecco che le unità nemiche si fanno un po' di paura, torniamo indietro ed ecco che le nostre unità si stanno finalmente scontrando e il nostro generale adesso attiverà una bella chiamata a raccolta per mettere un po' di pace attraverso le file. Con questi fucilieri possiamo far fuoco in questa posizione. Andiamo, andiamo, forza ragazzoni. Vediamo se possiamo avanzare in questa posizione. Mettiamoci qui. Bene, bene, bene. Avanziamo direttamente sui fucilieri avversari, visto che ormai... Anzi no, c'è ancora qualche unità di katana, maledizione. Forza, 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 forza. I nostri fucilieri devono farsi avanti. Forza, fatevi avanti, amici miei. Combattenti in parità. Wow, e anche in svantaggio. Torniamo indietro allora, mamma mia. Vediamo un po' se il nostro generale può farsi avanti. Maledetti questi dannati fucilieri ragazzi. Ecco che le nostre unità stanno un po' perdendo colpi. Dannazione. Forza, andate in avanti. Bene, bene, dobbiamo fare fuori tutti questi maledetti. Forza, forza, fate fuoco. Fate fuoco. Abbiamo ancora dei lancieri da questa parte, molto bene. Ok, il generale nemico sta per essere preso. Qua abbiamo anche degli altri, come possiamo dire, degli altri spadaccini. Andiamo alla copertura del nostro generale immediatamente. Forza, forza. Bene, il generale nemico sta per essere sconfitto. Delle altre unità di katana che stanno arrivando nelle retrovie. Bene, i nostri fucilieri dobbiamo cercare di salvarli. Spariamo sulla cavalleria. Attacchiamo, forza, forza. Attacchiamo queste dannate cavallerie. Scendiamo giù che ci sono delle katane che stanno rompendo davvero troppo le scatole. Il nostro generale deve rimanere in vita, quindi cerchiamo di salvargli le chiappe ragazzi. Vediamo se questo stronzo vuole crepare qui. Ok, andiamo, dove sono i nostri fucilieri? Se la sono data a gambe, bene, benissimo ragazzi. Vediamo un po', bene, ce l'abbiamo fatta anche a far fuori l'altro generale. Scusate per la ripetitività ragazzi, però è necessaria per riuscire a ragionare al contempo, riuscire a vincere. Spero che questo video vi sia piaciuto, una battaglia abbastanza complicata ragazzi. Meno male che i nostri uomini hanno retto fino alla fine, ho cercato di dare del mio meglio e soprattutto questa nuova tattica a quanto pare ha funzionato. Vittoria a caro prezzo, ma a quanto pare i nostri uomini sono stati molto valorosi, sono riusciti a sbaragliare l'avversario. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, ancora auguri per domani, fatemi sapere ovviamente la vostra opinione tramite un commento oppure un voto, quindi per farmi sapere il vostro pensiero. Ciao a tutti ragazzi!